Appuntamento di fine agosto con Claudio Garbo, vice sindaco di Due Carrare, portavoce della rete Wigwam Comuni per lo Sviluppo Solidale e Sostenibile. Una data significativa per voi, giusto? Sì, abbiamo giusto oggi siglato l'accordo con la Confservizi Veneto per la promozione della cultura dell'acqua e della sicurezza idraulica per il territorio padovano, sostenibile e responsabile, come rete dei comuni sostenibili e responsabili che fa parte del circuito Wigwam. È un appuntamento che avete sottoscritto e che vi porterà a un prossimo incontro, credo. Sì, abbiamo previsto per il 20 di settembre nel pomeriggio a Due Carrare un incontro con i comuni che fanno parte della rete Wigwam e anche altri per gettare un po' le basi di una scadenza prevista per novembre, all'interno della quale andremo a proporre l'esperienza di Due Carrare, nel caso specifico, sulla cultura del fosso, sulla sostenibilità idraulica del territorio stesso e la prevenzione delle tensioni idrauliche. So che appunto, come sappiamo, come Due Carrare avete dei progetti sulla sostenibilità ambientale, siete molto avanzati, ce ne può parlare? Sì, noi ci teniamo moltissimo, infatti in ogni bilancio che il Comune va a preparare fin da anni prevediamo degli interventi di prevenzione e di sistemazione idraulica del territorio stesso, ma diciamo che anche abbiamo in maniera profonda la cultura dell'acqua come bene comune che deve essere garantita, che deve essere organizzata in maniera adeguata e per portare, diciamo così, salubrità al territorio, ma anche prevenzione di quelli che sono i danni che l'acqua stessa può provocare.